Perché dà questo premio? Ai trevisani, perché ha fatto trevisani e hanno operato per la loro città. E questa è la filosofia del premio San Liberio, che sabato è stato conferito per il 10° anno a 8 cittadini della città di Treviso. Una spilla d'oro per 8 percorsi di vita e successo che sono un bene per la città, come per l'appassionata d'arte Vincenzina Zanon, oppure Bruna Bazzalotto, pittrice e poeta, o ancora Carla Povellato, scrittrice ma anche coreografa e maestra di flamenco. Premiata anche Antonella Stellitano, volto di Fondazione Casamarca, ma anche Cavaliere della Repubblica e Stella di Bronzo al merito sportivo del CONI. Tra gli uomini premiati lo storico primario di neurologia del Cafoncello Pier Giorgio Bardin, il commercialista maratoneta Giorgio Osti e Tony Gaio, manager che tra le molte altre aziende ha diretto la Sanremo e la Chiari e Forti. L'8° San Liberio è stato assegnato ad una delle figure centrali di Cassugana che però rimane sempre dietro le quinte, Donatella Pivetta, capo di gabinetto dei sindaci di Treviso. Contenta perché me l'hanno assegnato per la motivazione per me più importante, il mio lavoro. Io ho considerato il mio lavoro prima a Roncade, dopo a Treviso, quindi in totale 42 anni al momento, come un servizio per la città che amo follemente, quindi fatto con impegno, passione e con il sorriso spero che resti molto anche questo. Sono orgogliosamente trevigiana. Senta, però qui dal pubblico dicono che il premio lei l'ha preso perché ha sopportato Gentilini. Genti, un grande personaggio, è sicuramente che resta in tutti noi, è Treviso.